primi tracce se ne trovano nel 200. Siccome poi per testimoniare ci vuole poi degli scritti, bisogna arrivare al 1544 con la gattafura, che era l'antenna, la prima ricetta di una torta di verdura che è scritta, ma 200 anni prima venivano fatte. E la gattafura proprio perché quando le mettevano fuori dalla finestra, no? Dalle inferriate il gatto quando poteva era con verdure, in questo caso bietole, ma dove c'era dei formaggi molli. A quei tempi non c'era ancora la conoscenza, no? La classificazione dei formaggi. Era un tipo di formaggetta ma non era ancora la précision. Anzi caratterizza tutte le torte di verdura, tutte. La torta di Gè, cioè la torta di bietola, che non è la pasqualina, perché la pasqualina sono separatamente, cioè foglia per foglia, no? Lessata, poi asciugata e cosparso di parmigiano. Le altre vengono gli incontri, cioè tutto l'impasto è come le cappuccine, cioè mescolano tutto. Era una sorta di pré-bouillon limitato perché non c'erano tutte le erbe. E allora li mettevano tutto l'insieme con uova, formaggio e veniva un impasto omogeneo. Ma la pasqualina si stacca solo proprio perché sono individualmente messi a strati, ecco tutto.